Benvenuti, oggi è giovedì 7 settembre 2023. Il sole sorge alle 6.34 e tramonta alle 19.22. La luna sorge alle 17.56 e cala alle 2.34. Oggi si celebra Santa Regina di Alise. Il nome Regina deriva dall'antico germanico e significa persona perspicace. Il suo numero fortunato è il 4, il colore il rosso, la pietra è il rubino e il metallo lo stagno. Anche se i miei capelli sono lisci come spaghetti, sappiate che i ricci hanno esigenze diverse. Evitate di lavarli troppo spesso per preservare la loro forma naturale ed elasticità. 1 o 2 lavaggi accurati a settimana possono essere sufficienti. Utilizzate una piccola quantità di shampoo, approssimativamente la dimensione di una noce, applicandola sulla mano. Sono 55 gli anni per Giovanni Toti, politico e giornalista italiano, è presidente della regione Liguria dal 2015, ex consigliere politico ed ex europarlamentare di Forza Italia. Da giugno ad agosto 2019 ne è stato anche coordinatore nazionale. Nel 2019 si è distaccato da Forza Italia e nel 2022 ha fondato il partito politico Italia al Centro, di cui è leader. Compie invece 80 anni Gloria Gaynor, nome d'arte di Gloria Falls. Cantante statunitense, esponente di spicco della disco music, è nota particolarmente per il brano I Will Survive, che ricevette il Grammy Awards per la miglior canzone disco del 1980 ed è stato inserito alla posizione 489 nella lista dei 500 miglior brani musicali secondo Rolling Stones. Infine oggi compie 83 anni Dario Argento, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Noto a livello internazionale, è soprannominato Maestro del brivido per aver dedicato al cinema horror e thriller quasi tutta la sua produzione. Tra i suoi lavori più noti la trilogia degli animali, composta da L'uccello dalle piume di cristallo, Il gatto a 9 code e 4 mosche di velluto grigio, poi Profondo rosso. Fin dagli esordi Argento trasfonde le sue opere e le sue paure, concentrandosi sui meccanismi del suspense e del terrore, in particolare nei primi film, capostipiti del giallo all'italiana. A 2 anni dall'invenzione di Baird, che secondo la tesi comune segna l'inizio della televisione, il 7 settembre del 1927 l'inventore americano Philo Farnsworth costruisce il primo televisore elettronico della storia. Il prototipo prende vita nel suo laboratorio di San Francisco e appare rivoluzionario rispetto ai precedenti modelli, basati su un sistema meccanico, poiché l'apparecchio di ripresa delle immagini, sia quello di trasmissione delle stesse, sono dotati di un dispositivo elettronico. Il televisore Farnsworth trasmette le immagini su una superficie sensibile attraverso un tubo a raggi catodici. Per i nostri amici a 4 zampe giocare è uno stimolo fondamentale in tutte le fasi della sua vita. Ma quali giochi per i cani sono i più adatti? Uno di questi è il Kong, gioco di masticazione, perfetto da lasciargli quando uscite da casa, per evitargli le sofferenze del distacco. Basta incastrare del cibo all'interno e il vostro cane sarà impegnatissimo a leccare anche l'ultima briciola. Altro classico sono le palline da tennis, perfette per insegnargli il riporto. Con lo stesso scopo anche il frisbee. Sarà un successo. Scopriamo insieme le previsioni astrali grazie a Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi una luna molto comunicativa si intende alla perfezione con un Marte passionale in bilancia. Tornano le passioni. Vediamo come. Era ora. Ariete, sicuramente la luna oggi vi solletica e vi riporta il vostro Marte nella giusta coordinata o frequenza, seppure rimanendo d'opposizioni. Oggi è una giornata assolutamente da dedicare all'amore, all'eros e a tutto ciò che vi fa stare bene. Toro, giornata oggi che vede una luna assolutamente passionale nella vostra seconda casa. Tutto si fa oggettivo, sia quale sia il problema, sia quale sia anche il lato positivo e il risvolto interessante. Oggi è il caso di eliminare qualche zavorra, sia come pendenza, sia come pagamento, sia come persona molesta. Gemelli, splendidi protagonisti della giornata assieme alla bilancia e anche un po' agli acquario.
l'aria viene magnificata da questo stupendo trigono Luna-Marte, vi rende forti e capaci. Oggi nulla si può opporre al vostro volere, quindi, cari gemelli, utilizzerete la vostra proverbiale dialettica come un'arma. Cancro. Oggi la luna si tinge di passione e anche se non riguarda direttamente i vostri gradi, scaraventa su di voi la voglia di essere passionali, coccoloni, affettivi, ma con una direzione precisa: costruire. Leone, giornate ancora che tendono a manifestare un po' di tensione e un po' di sensazione di essere stati messi da parte. Sicuramente qualche scadenza o qualche pastoia legale potrebbe oggi vedere una via di soluzione grazie all'intervento di una persona che vi vuol bene. Vergine, giornata oggi carica di tante cose da fare. Sicuramente Giove vi aiuta a sciogliere i nodi degli impegni lavorativi e qualche ambizione professionale potrebbe finalmente nascere. È un ottimo periodo per chi volesse cambiare lavoro o aggiungere altra carne al fuoco per ottimizzare costi e retribuzioni. La luna invece è nemica e lascia poco spazio ai sentimenti. Bilancia, ottima la giornata. Luna e Marte in perfetta intesa, niente di meglio che per folleggiare un po', per essere brillanti, belli, divertenti, seduttivi e ancora una volta i più invidiati in termini estetici dello zodiaco. Scorpione, la giornata oggi vi vede un po' desiderosi di attenzione e le otterrete. In serata arriva un invito inaspettato e qualcosa che vi muove da una stasi che sentivate un po' imperante. Coraggio, sta migliorando. Sagittario, Luna in opposizione ma Marte a favore. Anche per voi c'è un bisogno di rispolverare le vecchie dinamiche sentimentali e passionali. Forse occorre sostituire l'oggetto della vostra attenzione nel vostro cuore e nei vostri sensi con un'altra persona. Capricorno, la giornata di oggi prevede una certa lentezza, vi potrete rilassare un po', anche perché seppure siete molto sul pezzo da un punto di vista lavorativo, forse non troverete il riscontro proattivo rispetto alle altre persone, quindi lasciate che sia e date agli altri il tempo, ma soprattutto regalatene un po' a voi stessi. Acquario, splendida giornata, amici. Marte e Luna tornano le passioni e voi magnetici e sfuggenti nello zodiaco siete assolutamente i principi di una seduzione negata che si sottrae. Insomma, questo gioco, per quanto seduttivo, state attenti, potrebbe ferire i sentimenti di una persona. Pesci, la giornata oggi prevede un match importante con probabilmente il partner. Dovrete tentare di bilanciare in questo periodo così importante il vostro ruolo nella coppia e affermare assertivamente cosa è importante per voi. Hai una passione per i video documentari? Allora questa è la tua occasione. Antenne Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Il giorno dell'indipendenza del Brasile, comunemente chiamato 7 de Setembro, è una festa nazionale osservata in Brasile il 7 settembre di ogni anno. La data celebra la dichiarazione dell'indipendenza del Brasile dal Regno Unito di Portogallo, Brasile e Algarve, avvenuta il 7 settembre 1822. Dall'indipendenza del Portogallo e l'acquisita sovranità statale viene istituito l'Impero del Brasile. La ricorrenza nazionale viene celebrata con parate militari, sfilate e discorsi pubblici. Oggi vi offriremo un prezioso consiglio che si applica anche a chi inizia a studiare la lingua inglese. Learn to walk before you run. Tradotto letteralmente, impara a camminare prima di correre. Il messaggio è chiaro. Quando si impara qualcosa di nuovo, come la lingua inglese nel nostro caso, è importante procedere per gradi, padroneggiando le basi prima di affrontare le sfide più avanzate. Per contenuti esclusivi e tanto divertimento cercateci su YouTube. Siamo al canale Sicilia Play.
Poeta del XIX secolo, Giuseppe Gioachino Belli sembra avere una doppia personalità. Dopo un vantaggioso matrimonio con una ricca vedova, si dedica alla poesia e alla lettura. La morte della moglie lo rende malinconico, ma i moti del 1848 lo spingono verso posizioni reazionarie. Nominato censore, diventa papalino zelante, condannando opere di Shakespeare, Rossini e Verdi. Tuttavia il suo vero spirito si riflette nei 2000 sonetti romaneschi, e in gran parte inediti, che ritraggono la Roma popolare. Questi sonetti, con spirito satirico e realismo crudo, raffigurano una società in declino morale e un mondo popolare pieno di miserie, ma vitale. Inizialmente Belli voleva mantenere segreta la sua produzione e nel testamento scrisse di bruciare le sue carte. Fortunatamente questo non accadde. Ci salutiamo con la frase del giorno: non c'è fedeltà che non tradisca almeno una volta, tranne quella di un cane. Con questo ci salutiamo, appuntamento domani con una nuova puntata. Un bacio dalla vostra Naomi.